All'interno dell'Istituto Fermi abbiamo 3 tecnici, un liceo e 2 professionali. Tra questi 2 professionali abbiamo la scuola per ottici, che è una scuola storica nata 65 anni fa grazie alla volontà degli imprenditori del territorio che hanno ritenuto necessario formare delle persone che potessero portare in tutta Italia il prodotto che si lavorava qui, e quindi l'occhiale. Nel corso di questi 65 anni la scuola ha formato moltissimi ottici che ora lavorano su tutto il territorio nazionale e attualmente ancora oggi è una scuola che dà buone opportunità di lavoro perché gli ottici sono molto richiesti e il numero dei diplomati che in Italia si aggira intorno ai 600-700 studenti all'anno è inferiore a quella che è la richiesta del mercato. Il percorso per diventare ottici prevede la frequenza di 5 anni, è una scuola statale superiore come tante altre scuole che alla fine del percorso prevede non solo l'esame di Stato ma anche un esame di abilitazione alla professione. Conseguito l'esame di Stato, generalmente tra il mese di settembre e il mese di ottobre la scuola organizza l'esame di abilitazione al termine dei quali i ragazzi possono direttamente andare sul mercato del lavoro e offrire la loro professionalità. Va detto che ciascun negozio di ottica deve avere un ottico abilitato per poter aprire e questa è la ragione per la quale, vista la richiesta sempre maggiore di compensazioni visive, di problemi visivi che necessitano di occhiali e quindi l'apertura di nuovi negozi porta ad avere anche la necessità di avere sempre più professionisti. Per gli studenti che vengono da fuori zona, sia dalla parte più periferica della provincia di Belluno ma anche da fuori provincia, c'è la possibilità di appoggiarsi o all'ospitalità di alcune famiglie o dal prossimo anno anche rivolgersi al convitto annesso all'Istituto Statale Dolomier di Longarone che ha aperto la disponibilità di posti anche per studenti provenienti da altre scuole e quindi anche dalla nostra. La scuola ha un numero contenuto di studenti, questo ci consente di seguirli molto da vicino, possiamo dire di essere come una grande famiglia che nel corso degli anni anche si ritrova, tanto che quando vengono organizzati degli eventi i nostri ex studenti ritornano sempre molto volentieri. Il fatto di avere delle classi con 17, 18, massimo 20 studenti per classe ci consente di seguirli molto bene anche durante le attività sia teoriche che pratiche. Va anche detto che all'interno di questi 5 anni molte discipline prevedono la compresenza e quindi questo permette di lavorare addirittura con metà studenti a gruppi piccoli e quindi consente di seguirli passo passo. Le nostre attività didattiche sono organizzate dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano nel corso della settimana. Le discipline che caratterizzano il percorso sono il laboratorio di montaggio lenti, dove i ragazzi imparano a montare le lenti sulla base di una prescrizione oftalmica, l'ottica e l'ottica applicata che consentono di comprendere come funzionano le lenti. Abbiamo poi dal terzo anno l'inserimento delle esercitazioni di optometria, di contattologia e di anatomia e fisiopatologia oculare, che sono le materie che caratterizzano l'indirizzo. I ragazzi quindi imparano a fare l'analisi visiva, a controllare l'occhio in particolare nella parte esterna, ad applicare le lenti a contatto e a valutare la qualità dell'applicazione.